Ben ritrovati dalla redazione. Parcheggio per tir in Valle delle Noghere e sviluppo portuale e manifatturiero dell'area. Se ne è parlato ad Aquilinea in occasione di un'assemblea che ha visto la partecipazione di diverse decine di abitanti nella frazione Rivierasca. Tra i relatori Maurizio Fogar, consigliere comunale della lista civica Muggia, che ha attaccato il sindaco di Muggia Paolo Polidori per la sua non conoscenza dell'area e delle sue problematiche, e il presidente uscente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino per essersi rimangiato il suo impegno con la popolazione di Aquilinea e di Muggia ed essersi volatilizzato. Questione principale è stata quella incentrata sul grande parcheggio dei tir che verrà realizzato dopo aver tombato con calcestruzzo, asfalto e ghiaia l'area ex Coop. Gli interventi dei relatori si sono incentrati anche sulle problematiche relative alla viabilità gravitante intorno all'area, che dovrà assorbire lo stress di un incremento del traffico su gomma H24. La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore alle infrastrutture e territorio, lo schema di convenzione con ANAS, gestore dell'infrastruttura stradale, per la definizione e ripartizione delle attività tecniche, amministrative e finanziarie per il ripristino della strada statale 52 bis Carnica in corrispondenza del passo di Monte Croce Carnico, interrotta a seguito del grave evento franoso del 2 dicembre scorso. La convenzione ha già ottenuto la favorevole valutazione e la sottoscrizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Celebrati i 100 anni della sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Trieste, associazione è presente in città dal 1924 e nel 1928 è stata intitolata al brigadiere Giovanni Lanzillotto, medaglia d'argento al valore militare, colpito a morte nel tentativo di arrestare due malviventi che armati avevano scatenato una rissa in un pubblico esercizio nei pressi del porto. La medaglia e la cerimonia si è aperta con l'alzabandiera in Piazza dell'Unità, per poi proseguire con la Santa Messa presso la chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo. La Giunta regionale, su proposta del vice governatore con delega alla cultura e allo sport, ha approvato il bando per la concessione di contributi per l'attivazione dell'attività sportiva delle associazioni e società sportive senza fini di lucro del territorio regionale affiliate all'Ente Italiano Sport Inclusivi, l'EISI. La dotazione finanziaria disponibile è pari a 100.000 euro per l'anno 2024. Come ha indicato l'esponente dell'esecutivo, le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante dotazioni aggiuntive per aumentare l'efficacia dell'azione. Ancora sport calcio, sarà il Benevento l'avversario della Triestina nella doppia sfida del primo turno nazionale dei play-off di Serie C, dopo il sofferto pareggio al Rocco contro la Giana Erminio, risultato che ha permesso ai rossolabardati di passare il turno. La squadra di Bordin ha pescato la compagine campana. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per oggi: sulla zona montana cielo coperto con piogge da deboli a moderate e la possibilità anche di rovesci, su pianura e costa cielo nuvoloso coperto con pioggia a carattere sparso, intermittente, deboli o molto deboli, più probabili nelle ore centrali. Temperature minime in pianura fra 13 e 16 gradi, le massime fra 19 e 22, sulla costa minime fra 16 e 18, le massime fra 20 e 22 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.